foto su Snapchat, ragazze perfette, per gli altri sono divinità. Occhi di sale, braccia strette come Valentina! Buonasera. Eccola qui, Fabiana, Grazie, buonasera. Renato. Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento con Miss Women's Day. Allora, ho sentito le prove per gli applausi e devo dire che sono soddisfatta, Renato, quindi secondo me sono stati già molto bravi. Poi vi scalderemo ancora di più perché tra poco inizieremo a vedere queste bellissime ragazze che sfileranno per noi. Permettetemi prima di iniziare di ricordare un po' di cose importanti. Vorrei naturalmente fare un saluto agli sponsor, facendo una carrellata di quelli che sono gli sponsor che ci danno una mano per organizzare tutti questi appuntamenti. Quindi un ringraziamento a Casello 11, Butterfly by Anna, Formenton, Fioreria Lucarda, Gioielleria Jimmy O, Parrucchiera Salone Anna di Calcroci. Ringraziamo, li vedo già, mi stanno accecando, nel senso buono naturalmente, i nostri fotografi della serata, Marco Monetti e Paolo Pulese, grazie mille, videoblogger della serata G di Ferro Team, e farei un applauso anche per il nostro DJ Giglio. Grazie. Ecco, va bene, ma va bene anche così, vi diamo un po' di scossa. E permettetemi anche di ringraziare il nostro Renato Trincanato, perché intanto io lo ringrazio per avermi dato questa bellissima opportunità di fare parte insomma di questo appuntamento questa sera, e poi insomma mi darà una mano. Facciamo un applauso al nostro Renato, bello forte, di più. Grazie, Ok. grazie mille. Io aspetto È un che tu- piacere e anche un onore averti qua. Come diceva giustamente Renato, abbiamo una finalità importante questa sera: sensibilizzare sicuramente e naturalmente ricordare anche delle cose importanti. Accendendo la televisione negli ultimi sicuramente mesi, nelle ultime settimane, ci accorgiamo di tutto quello che purtroppo ci circonda, e anche se fortunatamente sono diminuiti proprio i casi di femminicidio in Italia, come riportato proprio dal sito del Ministero degli Interni, purtroppo non tendono a diminuire quelli che sono gli stupri e le violenze di altro genere sulle donne. Dal 1 gennaio al 6 agosto 2023, questi sono alcuni dei dati che abbiamo preso, sono 72 le vittime di femminicidio, ed è un numero troppo alto che deve assolutamente andare a ribasso al più presto, così come le richieste di aiuto di ragazze e donne vittime di violenza in ogni sua forma, non solo chiaramente fisica. E pensate, tra i 72 casi di femminicidio, 57 si sono svolti in ambito familiare, e nei 57, 35 sono stati perpetrati da partner oppure ex partner. La lotta contro la violenza sulle donne è un'importante sfida sociale che richiede sia un impegno collettivo, ma anche da parte naturalmente delle istituzioni. Ogni forma di violenza, che sia fisica, psicologica o economica, mina la dignità e anche i diritti fondamentali delle donne. È cruciale sensibilizzare proprio su questa tematica, promuovendo una cultura del rispetto e anche dell'uguaglianza di genere sin dalle prime fasi dell'educazione. Le leggi devono essere rigorose nel perseguire e punire gli autori di violenza, fornendo alle vittime le adeguate protezioni e anche supporto. Tuttavia la prevenzione è altrettanto importante. Dobbiamo sfidare proprio quelli che sono gli stereotipi di genere dannosi e promuovere modelli positivi di mascolinità che non si basino sulla dominazione. La collaborazione tra istituzioni, organizzazioni non governative e cittadini è essenziale per creare un ambiente sicuro. Investire nelle risorse per le vittime e nei programmi di rieducazione per gli aggressori è un passo sicuramente anche verso un cambiamento duraturo. Insieme possiamo costruire una società in cui ogni donna possa vivere libera dalla paura e dalla violenza, nemmeno con un fiore. Quindi se possiamo anche noi con un piccolo gesto questa sera, con il braccialetto come diceva Renato, avremo la possibilità insomma di fare qualcosa anche noi nel nostro piccolo questa sera. Però come sempre
chiaramente quando si parla di Miss abbiamo tante bellissime fanciulle noi da conoscere questa sera, Allora direi che possiamo farle sfilare, quindi loro usciranno. Questa prima e veloce uscita non è valida per la nostra giuria. Con un caloroso applauso accogliamo le Miss Women's Day 2023. Renato, No? ti mettiamo una sedia qua sul palco. Sì, perché Perché lì mi stacca il sono microfono. un po' lontano e allora... Sì, Ma adesso mi avvicinerò. sì. C'è un piccolo cambio di scaletta, ma Che è niente successo? no. Presentiamo subito la Miss Women's Day. Ok. Quindi Lo scorso anno, naturalmente, abbiamo eletto la Miss Women's Day 2022. La accogliamo con un applauso. Qui con noi questa sera Alessia Visentin. Forte l'applauso per la nostra Alessia bellissima. Ciao Alessia, benvenuta. Allora, com'è stato questo anno da Miss Women's Day? Allora, è stato un anno pieno di emozioni, è stata anche la mia prima corona di un concorso di bellezza, ma non è un concorso a caso, è un concorso anzi che promuove la donna in tutta la sua bellezza, in tutta la sua importanza. Infatti è stato un titolo molto importante che non me l'aspettavo. Alessia, cosa stai facendo adesso, se posso chiederti? Studi? Stai portando avanti qualche progetto? Mi sono diplomata a luglio, ho fatto il liceo delle scienze umane e adesso sto facendo una serie di test per fare l'università, precisamente scienze della formazione primaria, perché mi piacciono molto i bambini. Quindi ne vorrei avere, giusto? Esatto, sì. Bene, Alessia, sei con noi questa sera, anche perché dovremmo poi cedere corona e fascia. Sì, quest'anno sì. Chissà chi sarà la prossima. Vedremo, lo scopriremo alla fine. Alessia, grazie e ci vediamo dopo, va bene? Grazie mille, un applauso per la nostra Miss uscente. Sì, assolutamente, ti vogliamo vedere sfilare. facciamo una bella passerella. Per la nostra Alessia Visentin, Miss Women's Day 2022. Allora, la sesta nostra giurata è Aurora Costa.
Allora cosa, la accogliamo con un applauso, è Miss Riviera del Brenta 2023. Allora, Renato, c'è un ringraziamento da fare a questo punto anche alla Fenice. Alla Fenice, sì, assolutamente sì. Volevo, Damiano non arrivato, si è fatto perché arrivava direttamente dalla Spagna oggi, ma è un'associazione qua del territorio, qua proprio di Camponogara, che da 2 anni segue Miss Riviera del Brenta e ci supporta diciamo che ci fornisce il cappello burocratico, certo, e tutte queste cose qua, no? E anche a volte logistico, quindi io lo volevo ringraziare e dare appuntamento al prossimo anno, perché no? Grazie Damiano, che così viene registrato anche del nostro videomaker Andrea, grazie mille. Bene, saluterei ancora una volta anche tutti gli sponsor, quindi Casello 11, Butterfly by Anna, Formenton, Fioreria Lucarda, Gioielleria Jimmy O, Parrucchiera Salone Anna di Calcroci. Infine c'è un ringraziamento molto importante che va alle signore Sonia e Maria Grazia anche per gli splendidi abiti da cerimonia. Ne indosso uno anch'io che mi hanno dato per la serata e che ringrazio, visto che ci sento anche molto a mio agio, quindi mi hanno proprio così coccolata per bene. Il ringraziamento poi anche più grande va all'organizzazione Amatori Calcio Calcroci, presieduta dal signor Luigi Livon. Con Luigi più tardi avremo un altro appuntamento, sicuramente avrete visto passare gli amici e naturalmente amatori che hanno di una lotteria. Più tardi estrarremo questi biglietti e quindi vedremo insomma chi si porterà a casa dei premi, e sicuramente il signor Livon poi ci spiegherà anche delle cose importanti. Iniziamo, Renato? Abbiamo voglia di vedere le Miss? Sì? Le facciamo un applauso? Allora facciamo un bel applauso di nuovo, sì, però come prima, bello caloroso. Ok, allora andrei con la prima uscita valida, lo ricordo, per la votazione, quindi io scendo, iniziamo e la accogliamo con un applauso, Ludovica Ariani. A Valentina Nalesso.
Somada. Va il 5 ad Aurora Boldrin. Ad Alessandra Lentino Stavolo. Vittoria Ariani, 16 anni, di Pianiga.
arriva lei, Sofia Tomei, 18 anni, di Vigonovo. Con Maria Daria Costea, 15 anni, Dolo. Anche Maria Lucia Minella, 15 anni, Dolo. A Carlotta Zegna, 15 anni, di Camponogara. Chiara Petrin, 23 anni, di Castelfranco Veneto.
Siamo con Emma Tommasello di Santa Giustina in Colle, 15 anni. Diamo il 5 ad Elena Convento, 16 anni, di Campolongo Maggiore. Per Giorgia Fantinello, 19 anni, di Vigonovo. E così con la nostra Giorgia terminiamo la prima uscita con votazione da parte della giuria. Allora, pubblico, come le avete trovate? Belle? Allora facciamo un applauso anche a loro, dai. Un altro applausone alle nostre miss che si stanno cambiando. E io vorrei fare davvero un grande applauso alla nostra Fabiana, che è la prima volta che ci presenta, ma davvero Grazie. se questi sono gli inizi, ben vengano. Grazie Fabiana, un bel applauso. Renato. Ma facciamo un bel applauso a Fabiana, la nostra presentatrice. Grazie. Hola. Noi siamo pronti per continuare, vorrei sentire ancora un vostro applauso, perché le miss sono pronte. C'è la seconda uscita elegante, valida per la votazione, quindi giuria, siete pronti? Mi diceva la nostra Chiara che ad aprire ci sarà la Miss Women's Day 2022, che quindi sfilerà, e poi di seguito inizieremo a vedere le nostre Miss. Quindi un applauso per Alessia Visentin, Miss Women's Day 2022.
adesso andiamo, giuria pronta, sì, li vedo tutti, allora un applauso per la numero 1, Ludovica Ariani. Numero 2, Valentina Nalesso. Numero 3, Beatrice Domanda. Andiamo con la Miss numero 4, Aurora Boldrin.
Andiamo con la Miss numero 5, Alessandra Lentino Stravolo. Numero 6, Vittoria Ariani. Numero 7, vediamo Sofia Tomei. Numero 8 arriva Maria Daria Costea. Il numero 9 vediamo Maria Lucia Minella.
numero 10, Carlotta Zegna. Il numero 11 abbiamo Chiara Petrin. Il numero 12 c'è Emma Tommasello. Il numero 14 Elena Convento.
11 Giorgia Fantinello. Per tutte le nostre miss, anche un applauso alla nostra Alessia Visentin, vedete anche la corona e la fascia, e questa sera dovrà cedere alla nuova Miss Women's Day 2023. Un applauso a tutte le ragazze che questa sera sono state protagoniste di questo appuntamento con Miss Women's Day 2023. Grazie, allora io vi chiedo solo un attimo di attenzione. Allora, quelle della parte dal pubblico di là facciano 1 metro verso il pubblico tutte quante, un passo di 1 metro verso il pubblico, grazie, perché facciamo le premiazioni al centro del piazzale, grazie. E questi di qua la stessa cosa, facciano un passo verso il pubblico di 1 metro, anche 2, dai. Venite, lasciamo la corsia con un po' di spazio per fare le premiazioni. Bravissime ragazzi, bene. Direi che ci siamo. Allora, io ho bisogno dei miei collaboratori adesso e poi dei premiatori, ci sono tutti. Manca anche Gigi Livon perché deve premiare. Mi pare che se lo chiamate perché deve premiare la seconda, e poi dovremmo esserci, no? Chiara e Luca sono lì ai premi? Ci siete? Ok, sono ci tutti? Siamo. E allora ragazze, ci siamo pronti per le premiazioni. Allora, iniziamo con la sesta Miss. Vorrei anche chi premia che si alzasse, Emanuele Compagno. Lo accogliamo con un applauso, il nostro Emanuele, anche lui impegnato con le votazioni. Com'è andata Emanuele? È stata difficile? Abbastanza, vero? Grazie. Sì, è stata difficile perché tutte le ragazze sono bellissime, poi hanno un portamento meraviglioso, fascinoso, e quindi veramente difficile scegliere, però insomma abbiamo cercato di fare del nostro meglio, quindi spero che anche il pubblico condividerà. È il vostro compito, quindi diciamo che... Allora, premiamo per Miss Casello 11. La Miss si porterà a casa un set di prodotti per capelli offerto da Salone Anna e Andrea, una cesta di generi alimentari offerta da Amatori Calcio. Premia il nostro Emanuele. Allora, Miss Casello 11, sesta premiata è la numero 11, Chiara Petrin. altro applauso alla nostra Miss Casello 11, Chiara Petrin. Allora mi diceva la nostra Chiara, tra l'altro, che abbiamo una rosa rossa da consegnare a tutte le Miss, quindi ne approfittiamo per consegnare le rose mentre con calma
continuiamo premiamo. quindi ringraziamo Luca e Chiara, facciamo un applauso anche a Luca e Chiara Sì, che... lo vorrei forte forte Sì. per Luca e Chiara, grazie. Luca Baldoni, il mio braccio destro, Chiara Trincanato, mia figlia sinistra. Grazie Luca, grazie Chiara, Vi davvero. ringrazio anch'io perché mi sono stati molto d'aiuto questa sera. Ok, possiamo continuare Renato? Sì, certo. Con la quinta classificata Miss Butterfly by Anna e premierà Anna vieni! Allora, per la fascia di Miss Butterfly by Anna che ottiene un gioiello di Butterfly by Anna più una cesta di generi alimentari offerta da Amatori Calcio, con la nostra Anna la quinta classificata è Alessandra Lentino Stravolo. È incredibile, Alessandra, ci credi? Facciamo un altro applauso. Allora, quarta classificata Miss Gimio premia Ornella Varini, che vorrei al mio fianco. Ornella, la corriamo con un applauso. Allora Ornella, puoi avvicinarti perché per Miss Gimio, che ottiene un gioiello di Jimmy O, premia la nostra Ornella. La quarta classificata è la Miss numero 10 Carlotta Zegna. Allora, siamo alla terza classificata, Miss Formenton. Premia Nascette Busexu. Spero sempre di dire No, bene. allora aspetta, c'è un cambio. Ah. Deve premiare, me l'ha detto l'ultima battuta, Costantin e Najette premia. Oh. Sì, si scambiano. Ok. Allora, Costantin, che abbiamo avuto in giuria, quindi premia Miss Formenton, che ottiene un buono acquisto del valore di 200 euro che può spendere presso la nave De Vero, e i fiori offerti da Lucarda. La Miss Formenton è la numero 6 Vittoria Ariani. Quindi Renato, adesso premia la nostra Najette, che io vorrei qui, Najette. Premiamo quindi per Miss Amatori Calcroci, per quanto riguarda questa serata. E chiamiamo anche Gigi Ribon. Sì. Vabbè, Gigi, oltre che a Najette. Eccolo, elegantissimo, sempre Eccolo il nostro qua. Luigi Rivon. Allora Quindi, Gigi mette la fascia e Najette Sì. consegna i premi. allora, Miss Amatori Calcroci si porta a casa, allora, ce lo possiamo fare, ottiene un paio di occhiali da sole offerti da Amatori Calcio più un mazzo di fiori offerto da Lucarda,
E allora andiamo con la premiazione della numero 1 Ludovica Ariani. Renato, vuoi spendere due parole anche tu per quanto riguarda la serata, prima di... Abbiamo finito! Due parole. No, beh, io vabbè, mi alzo. Allora, grazie a tutti, grazie in primis alle ragazze, alle quali io rivolgerei di nuovo un grandissimo e affettuoso applauso. Come ho detto sabato scorso, poi alla fine io mi ci affeziono e quindi io le riempio di cuoricini, li riempio di... Adesso non so come farete senza i miei SMS e senza i miei cuoricini, però ragazze ve lo dico qua davanti a tutte, vi voglio bene, perché siete tutte figlie mie poi alla fine, e sapete che quando siete con noi siete al sicuro, perché vi diamo anche i cazziatoni se serve, quindi mamme, sappiatelo che se serve diamo anche i cazziatoni, quindi ecco, grazie Renato anche per organizzare sempre questi bellissimi eventi. Grazie al calcio amatori di Calcroci, grazie a questa splendida realtà appunto paesana, grazie alla mia giuria, grazie tante all'assessore e a tutti gli altri, grazie alle mie miss, ahimè uscente, la Miss Woman Day, Sì. Alessia però resterà sempre Miss Woman Day 2022, certo. e un grazie alla mia Miss Riviera del Brenta che... Prego, premiazione! Di suspense che ci stava. Allora un po' di Toto Miss, chi vince? Chi vince? La numero? I numeri? Dai, che numero vince secondo voi? Qui dicono 4. 4? Poi 6? 9. 9? 4. La 15? Insomma un po' tutti vincono, beh, a me farebbe piacere. Allora chi premia? Allora premia Aurora Costa e Paride Fabris. E anche la nostra Alessia La nostra Visentin. Alessia, perché Sì. è pronta con la coroncina Esatto. da passare. Allora, l'assessore mette la fascia, l'Alessia Ok. mette la corona Coroncina. e invece l'Aurora dai premioni. Per Miss Women's Day che ottiene un viaggio di charme per 2 offerte d'agenzia di Ferna, viaggio. allora precisiamo, un viaggio di charme, vuol Sì. dire bello, Certo. ma non a charme, No. ecco, precisiamolo perché c'è stato qualcuno che me l'ha chiesto, Ah, no. vero Miss? Va bene, quindi un viaggio di charme, è caduta la Miss, ma insomma dai, non Bel importa. viaggio, bello, ecco, per 2, offerto d'agenzia viaggi Casello 11, la cesta con tantissime cose buone, un gioiello offerto da Butterfly by Anna, un mese gratuito presso la palestra Dance Activity di Fossò, e ci siamo? Volete il nome? Miss Women's Day 2023 è la numero 9, Maria Lucia Minella. L'applauso a Miss Women's Day 2023, Maria Lucia Minella. Noi abbiamo da dopodomani, Sì. apriamo già le iscrizioni per Miss Riviera del Brenta 2024, quindi
Quindi Ragazze, ricordate, fatevela perché probabilmente partiremo anche prima l'anno prossimo. Volevo di nuovo ringraziare Luca. Certo. Dov'è Luca? Fatti vedere per un bel applauso. Luca. E poi dov'è? Dove sei Luca? La Chiaretta, Eccolo, la Chiara, eccolo. dov'è? Chiara e Luca. Arriva Luca, gli do il Luca. microfono, tieni Luca. Luca, Chiara, fatevi vedere per un bel applauso. Bravo Luca! Eccola La qua, Chiara dov'è? Chiara è qua? Sono qua. Brava Chiara, grazie. Ed eccoci qui amici di GD Ferro Team alla fine della serata di Miss Women's Day 2023, una serata all'insegna di una lotta continua nei confronti della violenza contro le donne. E abbiamo qui la nostra bellissima vincitrice di questa serata. Ciao cara. Ciao. Tu ti chiami? Maria Lucia Minella. Maria Lucia Minella. Allora Maria Lucia, raccontami un po' di... Beh, innanzitutto te l'aspettavi questa vincita stasera? Per niente, grazie assolutamente ai giudici e a tutto quanto l'organizzamento. Descriviti un po' da dove vieni, qual è il tuo sogno nel cassetto? Io vengo da Dolo, in provincia di Veneto, e il mio sogno nel cassetto è diventare una modella famosa. Bene, benissimo. C'è qualcuno a cui dedichi la vittoria di questa sera? La dedico alla mia insegnante di portamento, Dina Mazzucati-Schiller, che è sempre dietro di me che mi segue in queste sfilate, e alla mia famiglia. Perfetto, beh, io ti saluto, ci È rivedremo stato un piacere. e buona serata amici.